Oggi abbiamo un appuntamento molto importante, porto il saluto naturalmente oltre che il mio personale della Giunta regionale del Presidente Luca Zaia e siamo lieti di ospitarvi in questo spazio regionale che è diciamo, uno spazio che per noi rappresenta una grande occasione, ovvero l'occasione di far conoscere le attività che vengono svolte nell'ambito della regione del Veneto di varia natura, che sono legate sia al mondo dell'audiovisivo, ma anche che rappresentano un po' quella che è l'attività di comunicazione che svolgono le nostre realtà regionali, partendo dalla regione in prima persona, ma anche tutti quelli che sono i soggetti collegati alla regione. In questo caso abbiamo l'ARPAV, è un'agenzia che si occupa di temi ambientali e non solo e che si occupa soprattutto e svolge una funzione fondamentale in termini di controllo, di monitoraggio rispetto a tutta una serie di tematiche che riguardano la vita di tutte le persone del Veneto e che possono permettere quindi il rispetto di parametri che sono assolutamente non solo previsti dalla normativa, ma sono la base per poi riuscire ad essere tranquilli quando si consuma un cibo, quando si può frequentare un luogo, si può fare una balneazione, si può quindi i mille aspetti della vita in cui ARPAV entra pur senza che ce ne accorgiamo. Ecco. È un lavoro complesso perché tratta di temi che riguardano, come dicevo, tutti noi, ma che riguarda una materia che è quella ambientale che è particolarmente delicata, perché si connette direttamente a ciò che mangiamo, a ciò che respiriamo, al suolo che calpestiamo, a tutta l'attività umana a 360 gradi. Non è facile però riuscire, infatti vedete anche le mie difficoltà, non è facile riuscire a comunicare in modo puntuale e corretto questi temi, in particolar modo ai giovani, alla cittadinanza in generale. E quindi questo progetto vuole proprio andare nella direzione di promuovere valori virtuosi nell'ambito di quelle che sono le tematiche di cui si occupa l'ARPAV, soprattutto nei confronti, mi diceva, delle scuole e dei nostri ragazzi. Di ARPAV, quindi ARPAV è un'agenzia che fa riferimento a più settori della nostra regione, se ne occupa in particolare l'assessore Bottacin, se ne occupa l'assessore Marcato che svolge i progetti, ma ce ne occupiamo tutti noi e probabilmente quando voi una giornata vi impediscono di entrare nel centro cittadino con la vostra automobile perché sono state superate determinate soglie di polveri sottili eccetera, sappiate che dietro c'è l'ARPAV, ecco, quindi perché abbiamo delle normative che su questo sono molto stringenti. Ma tutto è un ruolo fondamentale, anche perché la materia ambientale è una materia difficile anche da controllare rispetto alle conseguenze che può avere. Per esempio io mi occupo di pesca e la pesca però può essere esercitata solo se vi sono determinate caratteristiche delle acque, se il prodotto che è stato pescato ha avuto dei controlli di un tipo particolare. Abbiamo delle infrastrutture che sono nei nostri mari e nel nostro territorio che devono avere dei controlli continuativi. Pensate per esempio, adesso si parla molto di rigassificatori, abbiamo un rigassificatore nell'Alto Adriatico al largo delle coste di Portoviro che viene monitorato e costantemente controllato dall'ARPA per permettere poi nell'ambito dell'Adriatico la balneazione e la pesca e quant'altro. Quindi un ruolo di straordinaria importanza che però deve essere ben trasmesso, ben comunicato, anche perché ognuno di noi come cittadino può avere un ruolo in termini di monitoraggio di ciò che ci circonda, di controllo, e quindi non disinteressarci delle situazioni che riguardano la vita quotidiana di tutti noi. Io sono un pescatore da canna da pesca, per esempio, e più volte mi è capitato di segnalare corsi d'acqua inquinati perché c'erano delle emissioni e quindi grazie all'ARPA sono stati mandati controlli e quant'altro. Stessa cosa per l'aria, stessa cosa per tutti ciò che sono gli elementi fondamentali della nostra vita. Quindi in termini di riconoscimento dell'importanza del ruolo che ogni cittadino ha e anche nei comportamenti poi virtuosi, perché siamo i primi noi che dobbiamo attenerci a dei comportamenti che devono essere quelli di pieno senso di appartenenza a una comunità e quindi di attenersi al rispetto delle regole ed avere una sensibilità ambientale tale da far sì che poi i signori dell'ARPA quando controllano non trovano niente di fuori luogo.
Ecco, non aggiungo altro perché, come noterete, non è proprio una materia di cui parlo tutti i giorni, però volevo trasmettervi questo messaggio, che è una materia che ci riguarda veramente in prima persona tutti. Quindi buon lavoro e buona continuazione. Bene, grazie. Ringrazio in modo particolare l'assessore per questa introduzione nella quale ha sottolineato molto bene il ruolo della Regione in primis e di ARPA Veneto nell'ambito di tutte le iniziative che vengono quotidianamente svolte per la tutela proprio del nostro territorio. Bene, grazie ancora. Io intanto saluto tutti i presenti, con alcuni di voi già ci conosciamo, ma comunque mi presento. Io sono Anna Toro, il direttore dell'area giuridica ed organizzativa di ARPA Veneto, e oggi ho il compito di fare da moderatore. Per cui immediatamente vi presento i relatori che sono qui con me, non senza aver nuovamente ringraziato la Regione e anche la Veneto Film Commission per l'ospitalità. Dunque, presento i relatori nell'ordine di intervento. Il primo è l'ingegner Loris Tomiato, direttore generale di ARPA Veneto, che ci racconterà quali sono le iniziative e le attività che l'Agenzia svolge e nelle quali è costantemente impegnata proprio per sensibilizzare tutti i cittadini, i giovani e in particolare appunto i ragazzi come voi, a tenere comportamenti virtuosi che sono finalizzati veramente alla sostenibilità. Seguirà poi l'intervento della dottoressa Lorena Franz, dirigente di ARPA Veneto, che ci racconterà il progetto Marles, è un progetto Interreg Italia-Croazia del quale la dottoressa Franz appunto è capoprogetto, ed è un progetto dedicato al mare Adriatico e allo stato di salute del nostro mare. E da ultimo avremo il dottor Luca Marchesi, direttore dell'area tutela e sicurezza del territorio della Regione del Veneto, che invece ci illustrerà, diciamo, quelle che sono le strategie, i piani e quindi i progetti della Regione per salvaguardare al meglio possibile naturalmente il nostro territorio. Mi fermo qui e lascio la parola all'ingegner Tomiato. Entrare nel vivo delle attività che ARPA in sostanza mette in campo per sensibilizzare le nuove generazioni, vorrei spendere 2 parole per allinearci su alcuni concetti, cioè su che cosa intendiamo comunemente quando parliamo di transizione ecologica e di che cosa intendiamo quando parliamo di sviluppo sostenibile, perché tutto questo è poi agganciato a un concetto fondamentale, cioè al dover imparare a vivere nei limiti del pianeta. Quindi la mia generazione, io ho 62 anni, ha consumato più di quanto il pianeta poteva sopportare. Allora è evidente che la grossa responsabilità nel passaggio del testimone alla vostra generazione deve arrivare con un'assunzione di responsabilità che la mia generazione deve dare, che è quella in sostanza di recuperare quel concetto di sviluppo sostenibile che non vuol dire solo radicalismo ambientalista, ma vuol dire anche coniugare nel passaggio del testimone quegli aspetti di natura sociale, economica e ambientale che consentono un sviluppo nei limiti, come ho detto prima, della capacità di accettazione del nostro pianeta. Allora, tutti quanti sentiamo o leggiamo nei giornali tutto il tema del gas. Allora, la transizione in sostanza energetica, il fatto che avevamo un piano di decarbonizzazione che doveva accompagnare. Allora, tutto questo porta a dire che temi di questo tipo sono temi complessi e che quindi richiedono però soluzioni che devono trovare in sostanza meccanismi di transizione. Non possiamo immaginare che la transizione in sostanza energetica sia un interruttore che accendiamo o spegniamo, ma serve un accompagnamento, serve una sensibilità che ci porti a dire ok, che cosa posso fare io per un'agricoltura più sostenibile, che cosa posso fare io per consumare meno. Immaginate la necessità quindi di coniugare i percorsi dei rifiuti con i consumi che abbiamo. Se siamo abituati a buttare gli indumenti che compriamo senza immaginarne un recupero, in sostanza agiamo contro questo passaggio di testimone. Quindi tutto questo è ciò che riusciamo a mettere in campo.
ARPA, come l'assessore ha illustrato prima, si muove in questo terreno, cioè si muove nella necessità di garantire a chi va a fare il bagno qua davanti che l'acqua sia balneabile. E se voi vi scaricate l'app sulla balneazione del Veneto, vedete che nei 150 chilometri che vanno dal Tagliamento al Delta del Po ci sono poco meno di 70 stazioni che ARPA in sostanza utilizza per dare un'idea di quello che è la balneabilità del nostro mare. Ma accanto a questo avete sentito probabilmente tutto il tema collegato alla siccità. Quindi la qualità della risorsa idrica, il cuneo salino, sono tutti temi che l'Agenzia in sostanza non ha la responsabilità dell'effetto, ma rappresenta il termometro che misura. Quando prima l'assessore ha detto che se non potete entrare in città non è colpa di ARPA, è che il termometro messo a punto da ARPA con la Regione dà un segnale di significatività di impatto delle azioni che noi stiamo andando. E il tema della mobilità sostenibile è uno dei temi che stanno all'interno della transizione ecologica. Tutto questo ARPA vorrebbe in sostanza illustrarlo e dar modo alle giovani generazioni di vedere che passi, che cosa si può fare nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Quindi promuovere azioni che vadano nel senso della riduzione di impatto in aria, sui rifiuti, in acqua, è in sostanza il lavoro di cui questa componente di ARPA in sostanza è rappresentata oggi con la vostra presenza qui. Che cosa abbiamo fatto nel 2022? Abbiamo promosso per le scuole dei più piccoli, quindi per la scuola primaria, tutta una serie di concorsi che si basavano su dei quiz. Quindi l'idea era quella di portare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi elementari e medie, delle attività didattiche in classe che però fossero anche l'emulazione di una qualche gara che con delle piattaforme informatiche avessero la possibilità di coinvolgere i più piccoli con un messaggio che, adeguato alla loro età, fosse proprio questo testimone da prendere e questa anche garanzia da pretendere verso quelli della mia generazione. Abbiamo poi in sostanza il concorso ARPA Video, che ha visto nelle sue due sezioni da una parte le scuole superiori e dall'altra i giovani fino a 24 anni. Ed è proprio in questa manifestazione che poi vedremo i video che sono risultati quelli premiati. Abbiamo coinvolto 750 studenti, diciamo di tutta la fascia di età che vi ho illustrato prima, e in sostanza gli elaborati video sono risultati poco meno di 40-38. Quindi con questi premi, con questa possibilità di andare in sostanza a dire ok, l'agenzia c'è e investe sulle nuove generazioni, mi pare che il percorso è riuscire a dire l'ambiente va misurato, ma il concetto di prima, che era quello di cui vi dicevo, impariamo a vivere nei limiti del pianeta, sia uno degli obiettivi che insieme possiamo perseguire. Grazie. Grazie direttore. Come avete sentito dal direttore, l'impegno di ARPA Veneto rispetto alle nuove generazioni e l'investimento che noi facciamo sull'educazione e la sostenibilità nei confronti dei ragazzi è un impegno davvero importante e che è continuo. Da sempre ARPA sostanzialmente segue queste tematiche e fra l'altro lo farà anche nel futuro, come vi racconterò alla fine di questa chiacchierata. Adesso lascio la parola alla dottoressa Franz. Prego. Buongiorno a tutti. Io ho preparato 2 o 3 diapositive, come si diceva una volta, ma solo come traccia per far vedere anche alcune foto. Ecco, fra i progetti che segue ARPA c'è questo progetto Marles, praticamente Marine Litter
Cross-Border Awareness ed Innovation Action, cioè azioni innovative e consapevolezza sul problema dei rifiuti marini. È un progetto appunto Italia-Croazia, quindi coinvolge una serie di regioni italiane, ma anche una serie di partner e regioni croate, quindi è un progetto che abbraccia tutto l'Adriatico, da Bari fino a Dubrovnik, con 13 partner, e l'obiettivo appunto è proprio quello di migliorare la qualità dell'ambiente e del mare tramite la consapevolezza e le azioni innovative. Quindi ci sono 4, si può dire, filoni di attività che abbiamo intrapreso. Il progetto è partito nel 2020 e finirà il prossimo anno, nel 2023. Il monitoraggio, quindi tutti i partner si sono attivati per un monitoraggio dei rifiuti e delle plastiche sia nel mare che alle foci dei fiumi, ma anche sulle spiagge, sulle coste, e adesso è stato attivato anche un monitoraggio da satellite per individuare eventuali accumuli di rifiuti nel mare Adriatico. Un'analisi legislativa fra tutti i partner nelle regioni per vedere le mancanze, le incongruenze, le difficoltà anche normative ad affrontare questo problema dei rifiuti in mare, che riguarda sia il mare, quindi i rifiuti che poi i pescatori accidentalmente pescano, ma riguarda anche tutti i fiumi, perché come sappiamo una buona parte dei rifiuti che arrivano nel mare provengono dalla terra, provengono dai fiumi. Abbiamo appunto, come dice il titolo del progetto, avviato una serie di azioni innovative, quindi sia delle barriere sui fiumi per cercare di raccogliere e fermare i rifiuti prima che arrivino al mare, ma anche delle tecnologie per individuare, per esempio con i droni, i rifiuti sui fondali. Un aspetto importante, oltre a queste azioni innovative, è proprio la consapevolezza, cioè la formazione e la sensibilizzazione. E su questo tema tutti i partner si sono attivati sia con azioni rivolte ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi, agli operatori del settore, anche alle associazioni, con una serie di approcci filmati. Sono stati prodotti dei filmati di animazione per i bambini, sono stati prodotti dei filmati per i ragazzi delle scuole medie e partirà a breve un concorso per produrre, perché i ragazzi, voi, possiate produrre un filmato specifico su questo tema dei rifiuti sul mare. Sono state fatte lezioni frontali, laboratori, ma sono state fatte anche azioni pratiche, concrete, per cercare di rendere gli attori protagonisti del cambiamento. Quindi i programmi educativi, sia con i bambini che con i ragazzi, si sono sviluppati sia con interventi in classe, ma anche con interventi nel territorio, proprio per la pulizia sia delle spiagge, ma anche dei fiumi e anche i giardini delle scuole o i giardini intorno alle scuole, perché come il messaggio che si voleva far passare è che la salvezza, la pulizia del mare incomincia anche da casa, dalla scuola, perché un rifiuto che viene abbandonato nel territorio poi molto probabilmente finisce nel mare. Quindi un'attività pratica che è stata molto positiva con i ragazzi, appunto sono stati pulizia delle spiagge, ma anche pulizia dei fiumi e dei giardini, e sono stati proprio loro i protagonisti. Questo approccio con i ragazzi adesso continuerà con il gemellaggio fra le scuole croate, perché tutti i partner hanno portato avanti queste iniziative, quindi l'obiettivo è di uno scambio di esperienze tra i ragazzi, che ci sembra molto positivo. Ci sembra molto positivo questa attività fatta con i ragazzi, anche perché nell'ambito di un questionario, di un sondaggio che abbiamo fatto per il progetto qui al recente Salone Nautico, appunto, dal sondaggio è emerso proprio che l'aspetto principale per
un'educazione alla consapevolezza parte dalle scuole, quindi tutti gli intervistati, la maggior parte, oltre il 71%, hanno evidenziato questo aspetto dell'importanza di coinvolgere i ragazzi in questo cambiamento. E anche l'attività con gli operatori del settore ha avuto questa impostazione di cercare di renderli attori del cambiamento. Quindi abbiamo fatto sia degli incontri con i balneari, cioè chi gestisce praticamente la spiaggia, il pezzo di spiaggia, ma gli abbiamo, come si può dire, insegnato a guardare, a leggere i rifiuti che raccolgono ogni giorno pulendo la spiaggia, a classificarli e a capire quale era il rifiuto maggiormente presente. In molte spiagge il rifiuto maggiormente presente erano le cicche di sigarette, per cui gli operatori balneari da loro è venuta l'idea appunto o di creare delle aree fumo o di aumentare il numero di posaceni, e questo per noi è stato un segnale positivo proprio perché sono stati loro gli attori principali di questo cambiamento. Analogo percorso stanno facendo i nostri partner dell'Emilia Romagna con i pescatori. È uscita questa legge, la Salva Mare, dove i pescatori vengono visti come protagonisti, perché i pescatori raccolgono molto spesso dei rifiuti accidentalmente pescati, e quindi sono coinvolti nell'attuazione di questa normativa. E concludo con questo messaggio di un bambino delle elementari molto bello, perché oltre a passare l'entusiasmo dei bambini ci ha fatto capire come l'efficacia delle azioni che abbiamo intrapreso proprio con questo passaggio concreto di pulizia del giardino, del parco, della spiaggia, del fiume. E ringrazio anche i ragazzi qui presenti con i 2 filmati vincitori, perché casualmente hanno trattato lo stesso tema all'insaputa di questo progetto, però vorrei sottolineare proprio l'importanza di fare azioni concrete anche di pulizia, perché il tema dell'abbandono, anche in una regione come la nostra così all'avanguardia sul tema dei rifiuti, il tema dell'abbandono è comunque un tema che va presidiato. Vi ringrazio. Grazie. E riprendo proprio quello che bene ha sottolineato la collega rispetto al fatto che i 2 video che ARPA ha premiato, ma anche gli altri lavori che sono stati presentati proprio in occasione del concorso ARPA Video, testimoniano proprio il fatto che voi ragazzi siete molto più consapevoli di noi adulti dell'importanza del tema rifiuti, della necessità naturalmente di governare i rifiuti non solo rispetto appunto a, come diceva la dottoressa, alla salvaguardia dei nostri fiumi, alla salvaguardia del mare, ma partendo proprio anche dal territorio. E i 2 video che adesso andremo a vedere insieme proprio raccontano come i ragazzi abbiano questa consapevolezza e affrontino il tema dei rifiuti sia con riferimento al territorio della regione sia con riferimento appunto al nostro mare. Se tutti facessimo piccoli gesti quotidiani di miglioramento della situazione, noi nel nostro piccolo, anche solo nella nostra città dove alla fine viviamo e per il bene comune di tutti quanti, un piccolo gesto fa la differenza. Qualche anno fa questa era la casa di Franco, accudiva 70 gattini abbandonati circa, ora è stato tutto completamente distrutto.
Ecospiracy è un gruppo di volontari che ha deciso di ripulire le zone della città che sono appunto degradate, dove possiamo trovare appunto rifiuti abbandonati. Abbiamo dato vita anche ad alcune raccolte fondi e grazie a queste raccolte fondi, per esempio, siamo riusciti a piantare, grazie a un sito internet che se ne occupa, 100 alberi nella foresta amazzonica. E il nostro lavoro continua ora, appunto sempre raccogliendo i rifiuti, che è il nostro, diciamo, obiettivo principale. Abbiamo iniziato appunto da Forte San Mattia e siamo andati avanti con Bosco Buri. Abbiamo dato vita appunto a un bellissimo evento anche tutti in compagnia, insieme agli Scout, Lega Ambiente, Fridays for Future, tante altre associazioni appunto della zona che si occupano proprio di questo, e siamo riusciti a ripulire l'intero parco. Almeno quello che abbiamo potuto, ovviamente, perché servirebbe sempre che ci fosse comunque l'aiuto anche del comune. Adesso siamo qui proprio a Parco dell'Adige e che appunto qualche anno fa questa era la casa di Franco, accudiva 70 gattini abbandonati circa. Ora è stato tutto completamente distrutto dalle ruspe, dal lavoro che hanno fatto. Naturalmente è stato positivo il fatto che abbiano tolto tutti i rifiuti che circondavano la zona, però questo è il degrado che possiamo vedere oggi. Ci sarebbe piaciuto molto far sì che si creasse una zona appunto per i giovani. Naturalmente abbiamo bussato alle porte del comune che non ha voluto completamente darci ascolto. La cosa poi che ci dispiace di più è proprio il fatto che comunque ad agire concretamente, a ripulire appunto le zone, siamo sempre in 3, 4, 5 persone e non si raggiunge mai un numero abbastanza grande per ripulire completamente la zona anche in breve tempo. Noi nel nostro piccolo, anche solo nella nostra città dove alla fine viviamo, e per il bene comune di tutti quanti, un piccolo gesto fa la differenza. Sicuramente si potrebbe rinnovare questo posto togliendolo dal fango, ripiantando dell'erba, dei nuovi alberi, anche per poter pensare alla creazione di un parco. Potrebbe anche aiutare la nostra città ad essere vista con occhi diversi, ecco, non soltanto una città in cui la cosa principale che si va a costruire sono i supermercati o i centri commerciali. E semmai questo parco, chiamarlo il Parco di Franco, per tenere memoria di quest'uomo che aveva vissuto qui con sua moglie e i suoi 70 gattini, insomma. Sì, assolutamente. Adesso vediamo il secondo video che è stato premiato e che si intitola Mentre guardi questo video, dedicato appunto ai rifiuti e al mare.
Ecco, non so se avete avuto modo di vedere dai video. Il primo video che è stato premiato e che abbiamo visto era il Clean Destroy ed era di Michele Cannas di Verona, mentre questo secondo video, appunto, mentre guardi questo video, è dell'Istituto Valle di Padova, che è qui presente. Devo dire che sono stati veramente dei lavori molto belli che alla Commissione sono piaciuti davvero moltissimo, quindi molto bravi. Ecco, adesso lascerei la parola allora al dottor Luca Marchesi, appunto, che ci racconterà quali sono le strategie e i programmi della Regione. Prego. Bene, grazie, grazie per l'invito e complimenti per i lavori che sono davvero belli, peraltro sono rappresentativi di un gruppo, no, di video che sono stati analizzati e da cui sono stati selezionati questi 2 cortometraggi. Dunque, io vorrei dire 3 cose sostanzialmente. La prima è che noi veniamo da 2 anni in cui prima una pandemia mondiale che non si verificava, diciamo, da 100 anni, poi una guerra con l'aggancio che viviamo in questi giorni, che sentirete sui telegiornali, che leggerete sui giornali, della crisi energetica, no? Questi 2 fatti, negli ultimi 2 anni, diciamo, 2 o 3 anni, hanno catalizzato l'attenzione di tutti. Ecco, bisogna stare attenti che questo non distolga l'attenzione da quella che è la grande sfida del nostro tempo, che è la questione climatica e ambientale, che peraltro è strettamente connessa a questi due fatti drammatici che abbiamo vissuto, no? Perché esiste un nesso tra la questione climatica e ambientale e i salti di specie che generano le nuove malattie, e già hanno generato e stanno generando e genereranno nuove malattie, ed esiste un nesso evidentemente tra i conflitti, l'equità sociale, il benessere del pianeta e anche le guerre come elemento che portano con sé. Le guerre peraltro sapete che da sempre nascono sull'uso dell'acqua e sull'uso dell'energia, quindi vedete sono strettamente legati al tema ambientale. Quindi il tema ambientale resta una priorità dei governi di tutto il mondo, dall'Agenda 2030 dell'ONU al programma dell'Unione Europea, ai programmi di governo del nostro Paese, della Regione del Veneto, dei governi locali, degli enti locali, le province, i comuni. E quindi per noi, adesso torno nel mio ruolo che è assai più modestamente quello di dirigente regionale,
per una regione che è un governo, però, è un governo di un territorio, e in Veneto di un territorio complesso, dinamico, ricco di ambizioni, da sempre protagonista anche dell'economia, questa è una priorità. Secondo elemento, è una priorità di chi? Di chi governa? L'ambiente? Allora, no, è una priorità di tutti i settori di governo. Noi adesso abbiamo parlato di mare, di rifiuti, ecco, bene tenere a mente che mare significa pesca, turismo, quindi attività economiche, che sul mare esiste il problema della mobilità, del traffico, le grandi navi, ma le piccole navi. Abbiamo parlato di rifiuti. I rifiuti sono generati evidentemente dalle famiglie, da tutte le imprese, dai mezzi di trasporto. Allora, sostenibilità, sviluppo sostenibile, che è una delle parole chiave, no, del nostro pensiero di oggi, bisogna ricordarsi cosa significa. Significa rendere il nostro mondo, che ha delle necessità, e lo si vede anche dalla difficoltà con cui la gente rinuncia a determinati benefici, a determinati agi, compatibile con il fatto che, come ci ricordava Tomiato in apertura, non possiamo consumare ciò che non esiste, e tantomeno possiamo consumare a credito quello che è, come dire, la necessità di vita delle prossime generazioni, quindi la vostra. La terza cosa che vorrei dire è che questo tema deve essere affrontato dalla pubblica amministrazione che fa governo, ma da tutti gli attori della società. Allora, in questo era interessante il messaggio che ci si passava, no, con questi due contributi, e che dai gesti individuali che derivano anche i comportamenti collettivi. Può apparire irrilevante il piccolo gesto che io faccio, ma è in realtà la somma di comportamenti individuali che rendono l'effetto collettivo, e non è possibile immaginarsi di delegare ai grandi vertici, spesso inconcludenti, sulla mitigazione del cambiamento climatico, no, la invenzione di soluzioni definitive. Certo, lo si deve pretendere anche nell'esercizio dei nostri diritti, doveri di cittadini, ma questo va accompagnato dal proprio ruolo individuale, per cui io ho già cominciato, era un bel messaggio che c'era alla fine, no, di questo secondo contributo. Ecco, quindi Regione Veneto in questo momento è impegnata in tanti elementi di governo che è bene, insomma, sapere che ci sono. Abbiamo appena fatto un aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti, per dire una materia che in Veneto è gestita molto bene, ma su cui c'è sempre spazi di miglioramento. Dobbiamo fare un piano di miglioramento della qualità dell'aria, un piano per l'energia, la strategia di adattamento al cambiamento climatico, tutti strumenti di programmazione su cui la Regione è impegnata e su cui tutte le parti sociali, i cittadini, le imprese sono chiamate poi a dare il loro contributo in fase attuativa. Ecco, faccio solo un esempio per dire com'è trasversale il tema ambientale. Quando si parla di aria, no? Anche il nostro assessore in apertura ci ha ricordato, ad esempio, quello che viviamo di più, che è il blocco del traffico, le limitazioni alla circolazione degli autoveicoli. Eppure oggi quello non è il tema dirimente. Non è nemmeno l'industria, contrariamente a quanto magari si può pensare. Sono due fattori apparentemente lontani. Uno è l'agricoltura. L'agricoltura, con lo spandimento dei reflui zootecnici in particolare, produce una quota di inquinamento atmosferico molto forte, che adesso è una di quelle predominanti. Apparentemente, no, nella percezione comune sembra un tema lontano. L'agricoltura, uno si immagina i campi, verde, non l'inquinamento. L'altro è il riscaldamento domestico. E qui torno a quello che dicevo in apertura sulla guerra. La combustione della legna è un fattore di inquinamento atmosferico molto forte. E però noi adesso ci troveremo la necessità di contemperare la necessità appunto di limitare l'inquinamento atmosferico da legna con quello che può essere invece una maggiore domanda di combustione da legna legata alla crisi energetica. E qui la complessità di queste scelte che si intrecciano e che vanno tutte governate.
Poi chiudo soltanto dicendo che Regione, tra le altre cose, lavora a molti progetti europei, tra cui Marles, e che anche quest'anno avremo un altro concorso di cortometraggi che parte, mi pare, a ottobre, si chiude in primavera, e che quindi, diciamo così, fa da pandana a questo che si è appena chiuso di ARPA. Così come anche in Marles la Regione lavora con i sindaci del territorio, con il Consorzio di Bonifica, ad alcune iniziative molto concrete che rappresentano la veste istituzionale dello sporcarsi le mani che abbiamo visto nell'ultimo video, no? Cioè la raccolta dei rifiuti dei fiumi, eccetera. Un tema, insomma, che riguarda la vita di tutti noi, che è molto trasversale e su cui è importantissimo che fin dalla vostra età, ecco, ci si metta in gioco con consapevolezza e protagonismo. Grazie dottor Marchesi. È vero che ciascuno di noi con le piccole azioni quotidiane può veramente fare la differenza. E i 2 video che abbiamo premiato testimoniano che i nostri ragazzi ne hanno davvero piena consapevolezza e, come diceva Piero Angela, ciascuno di noi può fare la propria parte. Io adesso concluderei dicendovi che l'impegno dell'Agenzia rispetto al continuare a divulgare i messaggi e sensibilizzare appunto in particolare i giovani rispetto ai comportamenti virtuosi per lo sviluppo sostenibile continua anche nel 2023. Noi stiamo predisponendo ora il programma e quindi l'aggiornamento del piano per l'educazione alla sostenibilità, nell'ambito del quale è previsto ancora il concorso ARPA Video nella nuova edizione, che sarà sempre finalizzato naturalmente a far partecipare i ragazzi attraverso la predisposizione di audio-video, ma ha una piccola novità, perché abbiamo deciso di inserire per tutti i ragazzi che decideranno di partecipare un percorso di formazione rispetto al linguaggio che deve essere utilizzato negli audiovisivi, in modo tale che il messaggio che loro vorranno poi veicolare attraverso questi audio-video che verranno presentati ai fini della prevenzione sia ancora più efficiente, ancora più efficace dal punto di vista appunto di quello che è il pensiero che noi vogliamo, che i ragazzi vogliono trasmettere rispetto ai comportamenti sempre più sostenibili. Vi ringrazio ancora. Prego, Luca voleva intervenire. Vi ringrazio tantissimo della partecipazione e soprattutto dell'attenzione e niente, buon lavoro a tutti.